è medaglia d'argento Bettella, è il secondo gradino del podio per l'azzurro. Si lotta per il primo posto, Alvise De Vidi lotta per una straordinaria medaglia di bronzo. Vai Alvise, è bronzo per Alvise De Vidi, straordinario. Xenia Palazzo chiude in ultima posizione, ma con uno stupendo 1:17.64, migliorando praticamente di 6 decimi il record italiano. Che brava Xenia! Che brava! Porcellato sul traguardo, terza medaglia di bronzo per Francesca Porcellato. La 45esima sbloccata, le medaglie di bronzo per le azzurre. Bebe Vio, che personalità straordinaria. Mi sentivo pronta, volevo tirare, volevo andare a spaccare tutto. Poi mi sono ferita al braccio, quindi sono venuta qua che avevo il braccio ferito e quindi non sono riuscita a arenarmi. E il secondo, Alex Zanardi, è argento. Soddisfatto perché una medaglia alle Paralimpiadi è sempre un grande risultato. Voglio ringraziare il CIP che mi ha supportato in questi anni, che dà la possibilità a tanti ragazzi di fare sport. E sono contentissima perché erano da 2 anni che non andavo avanti ad Orso, ero sempre a tempi alti, ma adesso sono contentissima. Non ci crederò mai, è tutto veramente troppo bello. Ed è bello, è bellissimo, veramente io l'unica cosa che posso dire è a tutti quanti, cavoli, io l'ho sognata per talmente tanto e adesso ce l'ho in mano.